Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Oggi parliamo dell'ultima edizione del Mercurio d'Argento 2023 con la direzione artistica del nostro Massimo Privitera. Uno degli ospiti del Mercurio d'Argento è stato Danilo Rea. Danilo Rea, grande pianista e jazzista italiano, tra i più raffinati peraltro, che ha partecipato all'ultima serata del festival appunto con un concerto. Massimo Privitera lo ha intervistato proprio sul palco del Mercurio d'Argento di Massa e sentiamo un po' che cosa ci ha detto delle sue esperienze relative appunto alla musica per immagini e alle colonne sonore che ha composto durante la sua carriera. Buona visione e alla prossima! Maestro Rea, intanto la ringrazio di essere con noi a Soundtrack City e al premio Mercurio d'Argento. Io ringrazio voi di questa meravigliosa occasione di parlare di musica e di suonare insieme alle immagini. Perfetto, allora il tuo rapporto con la musica per immagini com'è? A parte il fatto che ci hai già lavorato tante volte. Totale, mi piace da morire, per me l'immagine è, cioè la musica è la colonna sonora della mia vita e quindi in un certo senso è come se io vivessi un film e quando mi trovo a musicare delle scene oppure dei danzatori che ballano, c'è qualcosa che sia movimento, immagine, mi cambia completamente il modo di suonare e di concepire la musica, per cui ogni volta che faccio una colonna sonora per me è un lavoro meraviglioso, nel quale poi mi confronto ovviamente con il regista e riesco a trovare quasi sempre, perché non sempre, dipende anche appunto dalla compatibilità musicista-regista, riesco a trovare qualcosa che riesca ad aiutare l'espressione dell'immagine. In realtà poi le cose sono controverse, per esempio si è passati negli ultimi anni da una collaborazione stretta fra regista, non so, un po' come Fellini e Rota, una collaborazione, oppure Sergio Leone con Ennio Morricone, da una collaborazione totale in cui il musicista faceva una colonna sonora che andava dall'inizio alla fine praticamente, ed era
quasi in simbiosi con il suo regista. Si è passato da questo all'utilizzo di molta musica di repertorio, vedi per esempio Tarantino, tanto per dirne una, che tra l'altro ha citato spesso e volentieri, ha usato musiche italiane, compositori italiani, anche cantautori italiani e musica composta originale per il film in maniera forse più leggera, no? Quindi il rapporto musicista-immagine negli anni in un certo senso è cambiato, non del tutto, perché ovviamente in molti film, insomma, consideriamo, se guardiamo Il Gladiatore o I Pirati dei Caraibi, ovviamente c'è un compositore, molti orchestratori che lavorano per far sì che questa colonna sonora, insomma, sia al meglio. Comunque il mio rapporto è meraviglioso, anzi devo dire che mi diverto da morire. Tra l'altro sono molto amico di un grande sceneggiatore, Umberto Contarello, con il quale, che è la sua opera prima come regista ed attore, ed ha appena fatto un film che deve ancora uscire ovviamente, e Umberto, che è un grande appassionato di musica jazz, mi ha chiesto di fare la colonna sonora del suo film, del suo primo film. Io ho accolto questa cosa come un grande onore, oltre che una bella avventura, perché siamo molto in sintonia e spero che sia uscito qualcosa di molto buono. Bene, senti, come stasera farai qualcosa di molto particolare, Sì. perché improvviserai sulle immagini in questo viaggio all'interno delle colonne sonore, che poi è il fulcro, il tema portante del premio Mercurio d'Argento fin dalla prima edizione. Allora, intanto sarà tutto a sorpresa, perché hai un video che forse hai visto, forse non hai visto. Sì, però insomma, all'interno di questo video sono citati, ci sono attori che io amo particolarmente, ci sono musicisti che hanno scritto le colonne sonore che amo nella stessa maniera, e quindi insomma voglio dire, credo che sarà molto interessante questo viaggio, anche perché in un certo senso bisogna partire dal presupposto che la musica da film copre un raggio incredibile, cioè tutti quelli che sono le canzoni di standards americani del jazz, quelli che tutti i musicisti di jazz hanno suonato, li troviamo in tutti i film di quell'epoca, quindi in un certo senso, guardando un'immagine da un film americano come stasera, io potrei teoricamente suonare qualsiasi canzone di Cole Porter, da Cole Porter a Gershwin, probabilmente lo farò, insomma, nel senso che c'è una enorme libertà, è l'immagine stessa che ti dà grande libertà. Quindi c'è chi dice che la musica sta bene dappertutto, e io spero che sia così stasera. Ti ringraziamo e buon concerto. Grazie. E grazie di essere stato nostro ospite. Grazie.